Voilà, ciao ragazzi. Oggi sapete cosa facciamo? Oggi dobbiamo tagliare i pini. Vedete qua? Guardate. Vedete tutte queste cose qua che vengono giù? Non vanno bene. Non vanno assolutamente bene. In pratica come tagliare i capelli quasi, ok? Dobbiamo ordinarlo bene, tagliarlo tutto intorno e quindi all'opera. Andiamo a prendere il materiale. Allora bisogna prendere il telo. Ok, allora il telo serve perché quando si tagliano tutti i rami del pino e le foglie in pratica vanno sopra il telo e poi risulta più semplice togliere quello che viene tagliato. Vedete, tutte queste qua poi vanno a cadere qua e quindi si tireranno via più semplicemente. Adesso andiamo a prendere il resto. La scala. E adesso manca solo il tagliasiepi. Poi non è una siepe, è un pino. Però vabbè, insomma, proviamo. E il tagliasiepi. Eccoci arrivati. Allora, adesso dobbiamo iniziare a tagliare, ok? Speriamo che vada tutto bene, di tagliare nel modo giusto e via. Allora, il primo passo è l'accensione. Allora si passa all'azione ragazzi, proviamola. Da quella parte mi compro prima, no perché non lo so. In pratica allora con la lama bisogna stare attenti di andare dritti così, senza inclinarla in avanti perché sennò si vengono a creare i buchi. Quindi ok, si prosegue, andiamo avanti. Tagliare qua. Sapete cosa ho notato però? Che mi servono gli occhiali, quindi adesso vado a prenderli. Il primo giro è andato bene, andiamo avanti qua. Insomma non è proprio drittissimo, però dai, insomma per la prima volta ci sta, lo dite voi. Ragazzi, devo andare a prendere un'altra scala perché questa qua è un po' non tanto stabile, quindi ci vediamo fra pochissimo. Buono? Questa dovrebbe essere un po' più stabile. Bene, dai. Spostiamo avanti i teli. Vedete, poi tutti i rami restano sopra e quindi è un attimo poi. Ok, avanti così. Urca, non è del tutto dritto però. Vabbè dai, adesso vi faccio vedere. È così. Ecco, avete visto? Vabbè dai, pian pianino imparo anch'io. Adesso sapete cosa faccio? Però vado a bere un goccio di acqua perché c'è caldo. C'è caldo!
Sono pieno di rame di pino. Elisa, cosa hai da ridire? Non si tolgono anche dalla sera. Lei è mia sorella. Comunque adesso vado a bere. Buona l'acqua fresca, eh? Si riparte. Bene dai, anche questo fatto, l'ho tagliato un po' meglio, più si va avanti più si impara. Sapete, la cosa più difficile è trovare il punto dove mettere la scala, perché è fondamentale che la scala sia ben salda. E allora la parte più difficile è trovare il giusto equilibrio della scala, perché il giardino appunto non è del tutto piano, allora bisogna trovare il punto giusto dove metterla. Allora adesso avanti, ci manca l'ultimo pino e dopo dobbiamo portare via tutti i rami. Si prosegue. Allora ragazzi, abbiamo finito di tagliarli, vedete, bella tagliatina. Dopo non sono mica un giardiniere, quindi ci sta magari che ho fatto qualche sbaglio, però vabbè. E adesso dobbiamo portare via tutti questi rami qua. Intanto mettiamo a posto le scale e la tagliasiepi e dopo andiamo a prendere il trattore. Seguitemi. Allora, invece del trattore ho pensato che possiamo usare anche l'ape, tanto non ci sono molti rami, quindi senza andare a prendere il trattore usiamo quella. Allora adesso mettiamo dentro i rami. Allora ragazzi, ho pensato di mettere tutto qua dentro, perché così quando vado su a scaricare i rami basta che prendo il telo e lo butto direttamente dentro. Bene, adesso andiamo su a scaricare. Ok, siamo arrivati. Adesso le scarichiamo qua, vedete dove c'è il letame. Ecco, sono tutte dentro lì adesso. Bene, ora si torna a casa. Eccoci qua. Allora adesso mettiamo a posto i teli. Vabbè, intanto li lascio qui. Dopo metterà a posto il padre. Sa dove vanno. Prendiamo quell'altro. Bene dai ragazzi, abbiamo tagliato tutti i pini. Anche questa avventura è finita e ci vediamo alla prossima puntata.